Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura blitz antimafia a Vittoria, 16 gli arrestati. I soggetti che operavano tra Ragusa e Catania imponevano la propria attività di packaging utilizzando metodi intimidatori per creare una sorta di monopolio di mercato, sfruttando la violenza per la riscossione dei crediti attraverso una rete di conoscenze, compiacenti e fornitori che procuravano perfino carburante proveniente dall'estero. Al termine di un'indagine durata 3 anni sono finiti oggi in carcere. Dovrà rispondere invece di tentato omicidio il 27enne di Palermo, che ha preso a colpi di zappa il vicino al culmine dell'ennesima discussione. Questa volta a scatenare l'ira del giovane sarebbe stato un mancato saluto. Maxi frode fiscale a Nicosia, 5 soggetti coinvolti anche tra Siracusa e Catania. Sequestrati beni per oltre 1 milione di euro, in carcere 2 noti imprenditori, uno sarebbe socio occulto della compagine societaria al centro dell'inchiesta della procura ennese con 9 indagati. Le risultanze investigative hanno disvelato infatti l'esistenza di una contabilità parallela totalmente in nero. Fa avvertenza ma viene minacciato dai datori di lavoro con un metodo definito mafioso, vessazioni e intimidazioni anche da parte di una terza persona già nota alle forze dell'ordine perché vicina al clan dei barcellonesi, ingaggiata per spaventare ancora di più la vittima. Scattano così 3 arresti a Brolo nel Messinese. E in chiusura è finita in carcere una badante violenta ad Agrigento che avrebbe maltrattato fisicamente e psicologicamente l'anziano disabile di cui doveva solo prendersi cura. A insospettirsi i figli che avevano notato sul corpo del genitore la presenza di vistosi lividi. Hanno così denunciato tutto alle forze dell'ordine mettendo fine alle abituali sofferenze e umiliazioni dell'anziano. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.